Erano in Romania, a Fundeanu, nella contea di Galati, per ricordare la mamma di Gheorghe, morta 7 anni fa. La tragedia si è consumata in un attimo alle 23:30 del 22 agosto. L'ennesimo litigio e Valerica Zavate, 53 anni, arraffa un coltello da cucina e inizia ad infierire sul marito, Gheorghe Zavate, 56 anni. Le urla vengono sentite dalla sorella dell'uomo che accorre, trova Gheorghe in un lago di sangue e avverte i sanitari e la polizia. Troppo gravi le ferite. Gheorghe Zavate muore in ospedale poco dopo. Una tragedia che dalla Romania arriva anche a San Giorgio in Bosco, dove la famiglia vive da 20 anni e lavora, il marito come camionista, Valerica come operaia. Nulla lasciava presagire una simile tragedia quando l'8 agosto la coppia aveva salutato i colleghi per le ferie estive e per rientrare in Romania. Una famiglia normale, tranquilla, inserita nel contesto di un paese dove molti si conoscono e dove era cresciuta, vive e lavora anche la loro unica figlia. Valerica adesso è in custodia cautelare in carcere in Romania a disposizione della procura della Corte d'Appello di Galati. Rattristato dalla vicenda il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo. Purtroppo una vicenda tristissima che lascia tutti senza parole e con tanto dolore, perché è una coppia che da anni viveva qui a San Giorgio in Bosco, ben inserita nella comunità, una coppia di cui non si è mai sentito notizia di problemi relazionali fra loro e quindi tanto sgomento